sto guardando su YouTube. Devo ridare il link, cazzo. È sul secondo adesso, non su quello lì, ma su un altro link che adesso ve lo giro così non andate a Ok. Ma e funziona? Adesso la vedi? aspetta, sì, ma non su quello che ha pubblicato, No, no, beh, sull'altro ovviamente, su quello che abbiamo creato. che adesso ve lo giro. Ok, tu hai anche il numero di Dino? Hai anche il numero di Dino? Sì, lo giro a Dino. Ok, grazie. Aspetta, devo mettere giù, dai. Ok, comunque la vedi adesso. Ok, ma possiamo far partire l'audio? Sì, fai, tu sei in diretta. Fai. Ok, Posso far partire Adesso l'audio? ti mando il link. Sì. ok, quando vuoi. Ben ritrovati cari telespettatori al canale YouTube del Verona Rugby, ci scusiamo per qualche piccolo inconveniente tecnico che ci ha impedito di mandare il live sin dall'inizio del match, sono passati 5 minuti, punteggio ancora 0-0, anche se Verona è stato costantemente nella metà campo del Badia senza però riuscire a capitalizzare la pressione iniziale, un piazzato fallito e un paio di occasioni non concretizzate per i recuperi della difesa rodigina. Verona che ancora sta attaccando all'altezza dei 22, Emiliano Fagioli con un pallone che viene toccato dalla difesa, Verona che sta giocando con il vantaggio, prova ad avanzare sul punto Leonardo Fagioli, piccolo medianino veronese che sguscia tra le file bianco-celesti, siamo dentro i 22. Bertucco che va all'impatto, viene placcato da De Gan, ma Verona che ancora insiste nell'azione, ma l'arbitro ferma il gioco non ritenendo più vantaggiosa la prosecuzione per Verona e richiama quindi il punto di partenza e c'è una buona penetrazione, però pallone che sfugge, no, in qualche modo viene recuperato, ma l'arbitro dice no, va in avanti. C'era stata una buona invenzione della terza linea veronese con Giulio Nadali che aveva provato a sfruttare la partenza veloce del mediano Fagioli per incuniarsi al di là della linea di meta, ma il pallone è saltellato tra le sue braccia, quindi avremo la prima mischia ordinata della partita con introduzione a favore del Rugby Badia con il numero 9 Leandro Gabriele Ramirez che andrà a inserire l'ovale. Primo confronto tra le due mischie, Barbuiani, Stevanin, Barbotti, la prima linea rodigina, Garzera, Bertucco, Tvala, quella del Verona. Appena ci sarà un attimo di tempo daremo le formazioni delle due squadre. Badia che è al terzo posto in classifica con 26 punti, reduce da una vittoria di misura ma importante sul Paese domenica scorsa. Verona che segue a 23 e che viene da 3 sconfitte consecutive con Valsugana fuori casa e poi Vicenza e Valpolicella in un infuocatissimo e combattuto derby la scorsa domenica. Quindi un match importante per le due squadre per ambire alla terza posizione dietro la coppia di testa Vicenza e Valsugana che pare aver staccato di qualche lunghezza il resto del girone, ma un campionato che è ancora lungo e interessantissimo. Verona adesso che ha il vantaggio dell'introduzione, collassano le prime linee, tutto da rifare. Verona che è partito da sprombattuto, dicevo le 3 sconfitte, soprattutto quella di domenica con il Valpolicella hanno certamente caricato per questo match i ragazzi di Zena Ansel e Mauro Mariani che vogliono riscattare le ultime prestazioni, ma Badia che certamente vuole proseguire la propria stagione positiva andando a espugnare il terreno del Piney Stadium in una giornata piacevole, terreno in perfette condizioni di gioco. Mischia, dicevamo, ai 5 metri, introduzione per Verona, finora non sono riusciti a mantenere l'equilibrio, l'assetto, i due pacchetti, forse adesso è buona, l'arbitro richiama, Zago parte immediatamente, prova a sfondare per cercare di arrivare al di là della linea di meta, gioca con il vantaggio e poi arriva in qualche modo a schiacciare di là della linea con il capitano Mattia Zago che si è allungato ed è riuscita a sfruttare questa pressione iniziale Verona e si porta quindi sul 5-0. Approfittiamo per dare le formazioni delle due squadre, il Borsari Rugby Badia 1981 che schiera con il numero 15 Jacopo Badocchi, alle ali con il 14 Pietro Borin e con l'11 Alessandro Taddia, ai centri con il 13 Elia Zampolli e con il 12 Guido Barion, alla mediana con il 10 Nicolò Fratini, il 9 Leandro Gabriele Ramirez, in terza linea con il numero 8 Fabio Michelotto, il 7 Marco De Gan, il 6 Andrea Milan, in seconda con il 5 Geronimo Albertario e con il 4 Paride Lupato, davanti con il 3 Juan Barbotti, il 2 Giulio Stevanin, l'1 Davide Barbuiani.
Pronti a subentrare dalla panchina con il 25 Tommaso Marra, con il 16 Nicola Colombo, il 18 Matteo Scolaro, il 22 Nicolò Chimera, il 19 Johnny Parolo. Nel frattempo ci sembra uscire la trasformazione di Fagioli, quindi rimangono 5 i punti per Verona. E Badia che ora prova a rilanciarsi nella metacampo veronese, sostenuto dal pubblico che l'ha seguito qui in trasferta. Dicevamo della panchina, il 20 è Luca Callegari, il 23 è Juan Martín Ramírez e il 24 è Simone Rossetto. Gli allenatori sono Gio Van Niekerk e Vittorio Golfetti per la mischia. Vediamo la ripresa con Nicolò Frattini che alza questo drop di sinistra che viene recuperato con qualche fatica da Thomas Parolo, a cui sfugge l'ovale. Anzi, era Giacomo Riedo a cui sfugge l'ovale, un gesto di stizza per la seconda linea. Jack Riedo, che ha avuto duellare con una serie di infortuni nelle ultime stagioni, ora sta ritrovando continuità. Zelanze lo ha schierato in batteria con Thomas Parolo. E abbiamo questa mischia, questa volta l'introduzione è biancoceleste, con il mediano Leandro Gabriel Ramirez pronto all'introduzione. Verona quindi in difesa, testata a 5 metri dall'ultimo piede. Badia che sceglie una partenza profonda della linea veloce con i centri Barion e Zampolli. Già pronto a inserirsi Jacopo Badocchi. Tra l'altro il fratello Nicolò è negli ultimi periodi consulente per la touche, per la rimessa laterale qui a Verona. Quindi un derby familiare in casa Badocchi. Verona che sfrutta la punizione assegnata dall'arbitro Meschini di Milano giocando dalla propria 22, Leota che va al contatto, un passaggio per Verona che prova a dispendersi, buona l'azione, peccato, sfugge, ma all'indietro dice l'arbitro, all'indietro, allora avanti con Lindvatvala che si rigira qualche volta, un po' troppe in effetti, e l'arbitro giustamente assegna calcio di punizione. È stata una buona azione con l'ala numero 11 Giacomo Ambrosi, vice capitano Antracite, che aveva riuscito a evadere sull'out destro, aveva poi scaricato un passaggio invitantissimo che sembrava destinato poi a lanciare verso la meta il mediano Leonardo Fagioli, ma l'ovale sfuggito al giovane mediano veronese. Tvala ha rilanciato l'azione ma commettendo qualche giro di troppo a terra, e quindi punizione per il Rugby Badia, che quindi può allontanare la minaccia e andare con questo buon calcio dell'apertura Nicolò Frattini a entrare nella metacampo Antracite. Siamo all'altezza della linea dei 10 metri, quando sono passati circa 12 minuti dall'inizio del match, punteggio sul 5-0 per la meta del capitano Antracite Mattia Zago. Vediamo, vanno a confabulare Giulio Stevanin e il pilone Davide Barbuiani. Grande esperienza di Davide Barbuiani, ragazzo dell'89. Vediamo questa rimessa al centro del schieramento ben catturata, e c'è anche un fallo. Badia quindi che gioca ora con il vantaggio. Palla un po' bassa di Ramirez per l'assistenza esterna. Badia che ancora comanda il gioco. Frattini prova a lanciare la carica di Zampolli, ne è placcato all'altezza dei 10. Poi un buco di Ramirez che viene fermato da Antonio Zanatta, è rientrato dopo un lunghissimo infortunio, è stato assente qualche mese dalle file Antracite, il centro di provenienza moglianese. Frattini, un chip prezioso dietro, ma l'arbitro torna sul vantaggio iniziale. Stavano protestando anche i giocatori di Badia per una ostruzione sul calcio di Frattini. Vediamo che anche l'arbitro di Milano Meschini si consulta con il giudice di linea, che sono i trevigiani Vianelli e Rossi, e Badia che sfrutta questo calcio di punizione con la sua apertura con la Frattini per guadagnare terreno e portarsi nella zona rossa nei 22, da cui lanciare l'attacco. Calcio discreto, ma rimane alla porta dei 22, con ora il lancio che viene affidato ancora a Giulio Stevanin. Il primo lancio è stato indirizzato nel blocco centrale, vediamo se sceglierà ancora le braccia di Geronimo Albertario. Stevanin, una finta, Albertario che si alza, cattura bene l'ovale, ma l'arbitro dice non è dritta la rimessa,
e quindi si riprenderà. Vediamo se Verona sceglierà di giocare in touche. No, sceglie una mischia chiusa. Era saltato perfettamente il poderosa seconda linea Geronimo Albertario, ma forse anche il vento, che non è forte ma è presente, ha disturbato leggermente la traiettoria di Stevanin, e quindi opportunità per Verona di uscire dalla zona difensiva con questa mischia. Introduzione affidata a Leonardo Fagioli, mischia stabile, Verona che prova ad avanzare, Ramirez che marca Fagioli e lo mette a terra, a fatica Verona riesce a mantenere il possesso, è stato molto abile Ramirez a premere sul mediano veronese. Poi adesso Garziera è il pilone che prova a avanzare un punto d'incontro per dare la possibilità a Verona di liberare, ancora invece un punto d'incontro con le seconde linee con Riedo, Fagioli cambia senso, Pietro Gentili che alza un calcio profondo ma su cui è ben appostato Frattini, che poi sceglie le mani di Badocchi. Vediamo se un piede di sinistro allungato, Cortellazzi, l'estremo Antracite fa buona guardia e può lanciare i suoi cavalli. Vediamo che prova ad allungare la falcata, poi il passaggio per Giulio Nadali che arriva quasi vicino alla linea di meta, ma poi nell'ultimo passaggio si fa sfuggire l'ovale. È un'altra occasione mancata da Verona. Davvero molto bravo Marcello Cortellazzi, che apparentemente con un ritmo tranquillo ma con una falcata ampia è riuscito ad aprire un varco in mezzo al campo, servire poi la terza linea a Giulio Nadali, estremamente dinamica, 18 anni, accademia qui di Verona ma provenienza Benetton, che ha provato a sprintare ma ha perso il passo, e quando ha cercato di servire il compagno Fagioli ha visto l'ovale scivolare in avanti, quindi si salva Badia in questa circostanza e potrà riprendere il gioco con una mischia ordinata con introduzione a favore. Quando siamo arrivati al 16esimo prende fiato Ramirez che nella pressione prima su Fagioli ha riportato una piccola contusione. Ne approfittano i giocatori un attimo per prendere fiato ed essere pronti a questa rimessa. Eravamo debitori ancora della formazione del Verona, che schiera al 15 appunto Marcello Cortellazzi, ventenne estremo cresciuto nell'Academy, poi alle ali Edoardo Bonafè con il 14 e il vice capitano Giacomo Ambrosi con l'11, ai centri Aisaia Leota e con il 13 Antonio Zanatta, alla mediana Pietro Gentili e Leonardo Fagioli, in terza linea il capitano Mattia Zago con l'8, poi con il 7 Giulio Nadali, con il 6 Davide Galvani, in seconda Thomas Parolo e Giacomo Riedo con il 4 e il 5, e davanti con il 3 Lindo Atvala, con il 2 Eugenio Bertucco e con il 25 Ulisse, che ha un lunghissimo cognome, Garziera Montes de Oca. E poi in panchina gli ordini di Zenansel e Mauro Mariani, pronti a subentrare Giulio Miolli con il 16, Riccardo Libralon con il 17, con il 18 Enrico Galanti, con l'1 Bautista Viero, con il 20 Enrico Liut, con il 19 Riccardo Velisek, con il 22 Simone Soffiato e con il 23 Samuele Destro. Mischia intanto molto interessante sulla linea dei 5 metri, Badia deve approfittarne per liberare il pericolo e allontanarsi dalla zona difensiva, ma ancora qualche difficoltà nell'ingaggio. Di Meschini dice no ragazzi, tutto da rifare. Abbiamo Ramirez con l'ovale, con l'introduzione, il talonaggio di Stevanin. Fa ripetere però l'arbitro, si affossa la mischia, crollano i piloni, non ce la fanno Barbuani e Barbotti, Tvala e Garziera a tenere la spinta. L'arbitro però non vede nessuna irregolarità, semplicemente fa ripetere questa mischia ordinata. Questa gara si disputa qui a Verona, ma invertendo la situazione iniziale del calendario. Infatti la gara di andata ha voluto essere disputata qui a Verona e quella di ritorno, quella di oggi, cioè a Badia, ma per problemi internazionali della disponibilità del Paglianini è stata invertita la scelta. Verona che parte ancora subito con la furia di Galanti, e poi però c'è un tenuto. Abbiamo parlato della furia di questo ragazzo molto giovane, Davide Galvani, scusate, che è del 2000,
anche lui un prodotto dell'Academy, che si è fatto prendere, ingolosire dalla linea di meta vicina, ha provato ad allungarsi, ma è stato ben bloccato dalla difesa biancoceleste, che quindi esce da questa pericolosa situazione e ora con un calcio di Frattini va a guadagnare una rimessa laterale poco prima della linea dei 10 metri. Ha tentato invano Giacomo Ambrosi un salvataggio vedete il vento che soffia laterale a sventolare le bandierine dei giudici di linea. Stefanini al lancio, combattuta questa rimessa laterale, poi un po' balza di qua di là, l'arbitro dice c'è un passaggio in avanti. In effetti il vento forse sta ostacolando davvero le operazioni della rimessa laterale. Oltretutto c'era stato anche il contrasto di Thomas Parolo, che usa i suoi quasi 2 metri per andare a disputare a Geronimo Albertario e a Pari De Lupato. Pari De Lupato che ha avuto un passaggio anche a Verona negli anni scorsi, come anche Riedo, un'origine, lui essendo di Legnago, comunque a Badia, e poi passaggi in tante squadre di Serie A. Leonardo Fagioli quindi all'introduzione, buona la spinta di Badia che mette in difficoltà Verona e l'arbitro alza il braccio e premia giustamente questa poderosa spinta biancoceleste che sul doppia spinta ha messo in difficoltà, ma no, a sorpresa, anche noi non riusciamo bene a capire, siamo abbastanza perplessi come Barbuiani. Ci sembrava abbastanza, come dire, evidente la superiorità della spinta del pacchetto biancoceleste. Abbiamo il capitano Fabio Michelotto che va a chiedere spiegazioni, anche a richiamare Albertario. Forse ha visto uno spostamento, come dire, dell'asse di spinta volontario, ma era sembrato così che il pacchetto biancoceleste fosse riuscito a mettere in difficoltà quello antracite. Non è di questo avviso l'arbitro, che comanda quindi un calcio di punizione con ovale affidato a Gentili. Verona che cerca sempre, avete visto, di rilanciare il gioco velocemente, di sfruttare in piena velocità i calci di punizione. È andata bene con Zago in occasione della meta, in altre 2 occasioni invece Verona ha perso l'ovale. Verona più manovriero in questi primo quarto del match e arriva ora alle soglie dei 5 metri con questo buon calcio di Pietro Gentili. Quindi opportunità ora per Verona di attaccare la linea di meta del Badia. Rimessa laterale, forse la prima di lancio veronese, con Eugenio, detto Gigi Bertucco, al lancio. Vediamo schieramento completo delle 2 formazioni. Una sorta di passaggio però giudicato correttamente a Riedo, e Verona che imposta questo drive, prova ad avanzare con calma. Fagioli pronto a muovere l'ovale, Verona che continua ad avanzare lentamente, si allunga Verona, anzi la difesa, e dice tutto bene l'arbitro. Allora Fagioli deve farlo uscire, prova a evadere Antonio Zanatta che arriva vicino alla linea di meta, palla per Fagioli, alzata per, ci sembra, Cortellazzi, che però viene placcato e l'arbitro dice no, tenuta alta, quindi si torna su una punizione precedente. Veramente Badia che sta difendendo con i denti la propria linea di meta. Non è riuscito il drive veronese a portarsi oltre la linea di meta, buona la difesa, è riuscito ad allungarsi Leota, che adesso rompe il placcaggio e si allunga. Leota ha proprio questa caratteristica, più che un giocatore di evasione, diciamo, degli spazi, e sfrutta la potenza dei suoi quadricipiti, del suo baricentro basso. È riuscito a rompere il placcaggio dei centri di Barione e di Zampolli, si è proiettato al di là della linea di meta, e Verona che quindi vede coronata la sua pressione con questa seconda segnatura, e punteggio che sale a 10
per la formazione antracite in attesa della conversione, del tentativo di conversione di Leonardo Fagioli, giovanissimo mediano, del 2002. Sistema l'ovale perfettamente verticale, vento leggermente favorevole, quindi servirà più che la potenza e la precisione. Però non va. Illusione ottica e seconda trasformazione fallita da Verona, quindi rimangono 10 i punti quando siamo arrivati al 24esimo del primo tempo. Una meta di Zago e una di Isaia Leota per Verona. Vediamo come reagirà la formazione rodigina. Un recupero difficoltoso con ovale che sfugge dalle mani di Jack Riedo, che aveva parato bene sostanzialmente l'ovale, ma poi nell'impatto con i compagni in andare a terra ha perso il controllo dell'ovale e quindi mischia. Vediamo come andrà questo nuovo ingaggio. Finora grande battaglia, ci sembra che stia salendo di tono il pack bianco-celeste allenato da Vittorio Golfetti. Vediamo come andrà in questa mischia. Siamo nella metacampo antracite. E questa volta viene premiata la mischia del Badia, crolla l'Indatvala. Comunque il pallone era stato conquistato da Badia, che ha la possibilità ora di riportarsi subito nei 22 con questo calcio di Nicola Frattini, che sceglie una traiettoria piuttosto bassa ma sicura, e Badia che potrà lanciare circa 15 metri dalla linea di meta antracite. Verona che finora ha cercato sempre di alzare il ritmo della partita. Badia che adesso riesce ad affacciarsi nella metacampo veronese ed ha una buona opportunità con questo lancio affidato a Stevanin, che viene catturato bene da Andrea Milan. Si imposta il drive bianco-celeste, avanza, riesce a spostare lateralmente l'ovale. Verona che prova a resistere. Vediamo che Badia con calma sta guadagnando metro dopo metro e Verona che commette fallo. Badia che quindi gioca con il vantaggio. Calcetto prezioso ma recuperato da Isaia Leota, ma l'arbitro dice tutto fermo, siete entrati lateralmente. Irregolarità quindi commessa dal pacchetto veronese e quindi opportunità ulteriormente ravvicinata. Stanno conversando l'arbitro Meschini di Milano e uno dei due giudici di linea, Trevigiani. Forse oltre a un tentativo di scivolamento, diciamo, laterale nella maula avanzante, ha visto qualcos'altro anche il giudice di linea. Infatti richiama il capitano Antracite, ci sembra richiamare il pilone, il numero 1 Garziera, che si è reso probabilmente responsabile di qualcosa di irregolare, sta spiegando all'arbitro, che probabilmente metterà a mano un cartellino. Vediamo cosa deciderà adesso. Solo un richiamo. Però certamente Badia ha un'opportunità ora più ghiotta, perché siamo davvero a 5 metri. E visto l'avanzamento precedente, d'altronde anche nella gara di andata era stata molto efficace la mischia
biancoceleste nello sfruttare le opportunità di drive. Vediamo se Verona andrà a contendere o cercherà di difendere a terra. Ancora su Milan, molto buona questa presa, spinge Badia. Verona che prova ad avanzare, ma si disunisce. E ancora un calcio di punizione. È andato in fuorigioco forse, quindi Badia che può giocare con la tranquillità del vantaggio. Viene aggredito Frattini, recupera la palla Verona, ma tutto inutile perché c'è ancora un calcio di punizione. Sì, ha difeso ancora scorrettamente Verona in questo drive. Verona sta cercando con coraggio di difendere. Badia che ha la possibilità di riportarsi sotto nel punteggio perché le due mete non sono state trasformate da Verona, quindi sono 10, una meta trasformata porterebbe solo a 3 il punto di distacco dalle due formazioni, quindi momento particolare del match in cui Badia ha la possibilità di riagganciarsi perfettamente. Vediamo ancora il lancio, vediamo se sarà ancora sulla terza linea Milan. Sì, la terza scelta consecutiva però felice, ci sembra veramente molto ben impostato questo drive che avanza e arriva in meta con una grande facilità, in questo caso Badia. Adesso vedremo chi sarà l'autore della meta, aspettiamo di rivedere il numero di maglia del giocatore che sta ritornando nella metacampo. Verona che dimostra ancora la difficoltà nella difesa da questa fase di gioco. Sono numerose le mete incassate da Verona nel drive e anche qui non ha fatto eccezione. Badia molto brava a sfruttare con una perfetta organizzazione e tempistica con il tronatore Giulio Stevanin, che è andato a marcare la meta al 27esimo e quindi a portare il punteggio sul 10-5, a dimezzare lo svantaggio in attesa della conversione affidata a Nicolao Frattini. Si era impostato subito bene, ottima la cattura di Milan al centro dello schieramento, poi subito una spinta e poi un leggero disassamento per poi accelerare e far catapultare Stevanin al di là della linea bianca per la meta biancoceleste. Frattini che stringe questo sinistro ma non entra, restituisce il favore in qualche modo a Verona come Fagioli. Quindi 10-5, 2-1 il computo delle mete, partita aperta. Verona che finora ha avuto la prevalenza territoriale, ha attaccato molto spesso, ha avuto anche alcune occasioni davvero molto ghiotte, fallite per qualche errore di handling che avrebbero potuto far decollare la formazione di Zen Ansel e Mauro Mariani e Greg Sinclair. Invece non è riuscito ad allungare più delle due mete non trasformate e Badia è stata brava a tornare sotto e a sfruttare la prima occasione andando in meta. Quindi 10-5 il punteggio quando siamo arrivati alla mezz'ora praticamente di gioco, il 29esimo, e una buona liberazione che porta il gioco all'altezza della metacampo. Un buon sinistro e vedremo come giocherà questa rimessa laterale Verona. Mi pare che la scelga una formazione ridotta. Tomas Parolo con Riedo, Garziera e Zago stanno organizzando la giocata. L'arbitro raccomanda il rispetto dei 10 metri. Lascia correre l'arbitro. All'impatto accelera sulle gambe Galanti e poi ancora Giulio Nadali che sfugge da diversi placcaggi, poi però alza il pallone proprio nelle mani del giocatore di Badia e poi un sealing off da parte di Mattia Zago e ce la fa, quindi Andrea Milan a recuperare questo vale, molto bravo a terza linea del Badia, bravo nella rimessa laterale prima e ora a salvare questa situazione. Verona che imposta davvero delle belle azioni, degli spunti eccellenti, però spesso vanifica le occasioni sprecando l'ultimo passaggio. In questo caso anziché mettere il pallone a disposizione a terra ha provato Giulio Nadali ad alzarlo per i compagni ma lo ha afferrato Milan che poi è stato fallosamente sigillato a terra e quindi calcio di punizione rimessa per Badia. Barbuiani che va a chiamare la giocata a Stevanin.
E calcio di punizione di seconda per Badia, giustamente ha invaso il corridoio. Tommaso Parolo e Riedo hanno voluto andare a ostacolare, e allora palla a Michelotto che prova a usare i suoi chili per avanzare, ben placcato da Jack Riedo. Ora usa il pacchetto con Stevanin, Frattini, Zampolli, un calcio un po' centrato che arriva proprio nelle mani di Edoardo Bonafè, che poi sceglie un grabber che finisce però nelle mani di Jacopo Badocchi. Un momento un po' confuso del match, vediamo cosa fa Gentili, sceglie di appoggiarsi sul compagno Cortellazzi che riesce a superare un paio di giocatori. Verona che prova a attaccare ora con il suo numero 6 Davide Galvani. Riedo ben placcato però da Stevanin, ottimo placcaggio, però la palla rimane per Verona. Vediamo se userà il piede Gentili, sì, calcia lungo in mezzo al campo, dove però c'è proprio Nicola Frattini pronto a gestire questo vale, allunga un calcio altrettanto centrale che viene recuperato dall'estremo Cortellazzi. Vediamo Marcello Cortellazzi che poi alza un sinistro recuperato da Jacopo Badocchi che ce la fa. Ancora Frattini, vediamo se sceglierà ancora il gioco al piede oppure lancerà il contrattacco. Gioco al piede con un bel calcio appoggiato in rimessa laterale, e vince questa battaglia balistica Badia, trovando una touche nella metacampo veronese. Siamo entrati negli ultimi 10 minuti del primo tempo, 10-5 il punteggio, e ora gioco che riprenderà nella metacampo veronese con questa rimessa laterale. Garziera a fare il portaordini per Bertucco, rimessa a 5. Bravo Parolo in questo caso, palla Gentili, un calcetto interessante che in qualche modo peccato, veramente sono questi errori di handling che stanno penalizzando Verona. Adesso qui era stato veramente molto interessante il calcetto di Gentili che aveva messo in difficoltà la retroguardia rudigina. In qualche modo Jacopo Badocchi era riuscito a intercettare l'ovale, poi era finito nelle mani antracite, ma è sfuggito ancora una volta il controllo dell'ovale. Fosse rimasto nelle mani di Leota avremmo avuto la terza segnatura, ma invece così non è, e Badia può superare anche questo pericolo e ripartire con una mischia ordinata, con una propria introduzione. Vediamo se Verona ha preso le misure al pacchetto bianco-celeste che è cresciuto nel corso del primo tempo e ha ottenuto calcio di punizione nell'ultima sfida. Vediamo Ramirez pronto con l'ovale. Collassano le prime linee, allora bisogna ripetere. (10-5) il punteggio, quando siamo arrivati al 33esimo. Nessun cambio tra le due formazioni. Di Zago e Leota le mette antracite, del trenatore Stevanin quella biancoceleste di Badia. Ecco l'ingaggio. Stabile il pacchetto, palla per Frattini che alza un sinistro controllato dall'estremo Cortellazzi che sceglie di attaccare, prova a andare, sfrutta poi l'assistenza di Zanatta che va a terra. Fagioli, Riedo all'impatto contro Barbuiani che prova a tenerlo su. L'arbitro dice si può giocare, palla strappata e poi c'è un fallo. Vediamo che aveva provato ancora a rilanciare il gioco Nardo Fagioli, che sta cercando di imporre un ritmo alto, mediano di mischia veronese alla partita. E Verona in effetti sta continuamente accelerando quando ha palla in mano, riesce anche a trovare grandi varchi, grandi buchi, ma finora ha capitalizzato relativamente poco, soprattutto per errori di mano, di handling. E allora questa volta si è appoggiato e rimessa laterale, ma siamo all'altezza dei 22.
Vediamo come andrà questo lancio affidato a Eugenio Bertucco. Lui molto giovane nella formazione veronese, che sta accumulando preziosa esperienza in questo campionato. Vediamo schieramento completo delle due formazioni. Buono anche questo salto per Nadali. Zanatta all'impatto, Fagioli vale fuori per Leota, che prova a lanciare ali Edoardo Bonafè, che non riesce però ad arrivare fino in fondo per il buon placcaggio di Ramirez. Allora prova ad andare Tvala di Verona, che prova con il pacchetto, ma adesso è riuscito a imbragarlo, non ce la fa Verona, e quindi probabilmente si prenderà con una mischia a favore del Badia, che riesce ancora una volta a uscire da una situazione che sembrava veramente ormai capitolare. Forse c'era ancora un... No, si riparte, no, non c'era nessun calcio, si riparte quindi con un calcio di rimbalzo, con un drop della linea di meta di Frattini. Vedete che Verona ancora una volta è arrivata vicinissima alla meta, ma senza riuscire a capitalizzare. Davvero prodigioso comunque il placcaggio di Ramirez su Edoardo Bonafè, che sembrava destinato ad arrivare al di là della linea. Forse poteva anche provare a sfruttare il campo largo a sinistra, l'ala veronese ha preferito uno slalom, ha bruciato il primo difensore, ma non Ramirez, che lo ha placcato a 1 metro dalla linea di meta, e poi sulla ripresa buona la difesa di Badia. Ma Verona che prova ancora ad attaccare con Parolo, che si difende col braccio, va a cercare l'aiuto dei compagni, va poi a terra, cambia lato Verona, il pilone Garziera, placcato bene però, ancora Verona che attacca, Cortellazzi, Zanatta, prova 2 finte e poi mette il pallone a disposizione, una pedata, ma fallo ingenuo, in questo caso sì, di Milan, era formato il raggruppamento, forse anche 3 punti a questo punto non sarebbero forse una cattiva idea. Infatti la pensa così anche il capitano Zago, che dice Verona che bussa ma non riesce a sfondare, e quindi prova a mettere 3 punti per andare fuori break, mentre il capitano Zago va a dialogare con l'arbitro Meschini di Milano. E questa volta conversione che viene affidata al mediano di apertura Gentili, quindi non a Leonardo Fagioli, che aveva provato per 2 volte la via dei pali dopo le 2 mete senza fortuna, senza successo, e quindi si cambia. Sentite nel frattempo il fischio del treno, siamo a un passo dalla linea ferroviaria veronese, qui nella zona ovest della città, dove è sorto questo grande impianto del Panini Stadium, che oltre a questo campo principale unisce altri 3 terreni da rugby per lo sviluppo dell'Academy veronese. 38esimo. È ben indirizzato il calcio di Pietro Gentili, e Verona che torna a segnare punti, 13-5, quando siamo entrati ormai negli ultimissimi minuti della prima frazione di gioco. Probabilmente ci sarà ancora naturalmente tempo per giocare ancora un'azione per Badia. Finora difficoltosa la ripresa del gioco per Verona, che ha smarrito la valle in tutti e 2 i rilanci di gioco Rodigini, e Frattini torna a calciare lì sulla sinistra, ma questa volta è il medianino Fagioli a recuperarla. Pietro Gentili che usa un calcio destro a uscire, ma fa buona guardia Frattini, che può avanzare, sceglie un calcetto forse un po' lungo, viene recuperato da Fagioli, che può anche scappare via e evadere, poi prova a rimanere in campo sostenuto dai compagni. Pilone Garziera che mette il pallone a disposizione, Riedo che cambia angolo e va a impattare sulla prima linea Gentili, Leota, pallone difficilissimo, passaggio che scivola in avanti davvero, e ora contrattacco pericoloso per Badia, che ha la possibilità di ripartire, viene bloccata la difesa e l'arbitro dice non c'è vantaggio, ripartiamo con una mischia. Peccato, perché Verona aveva il 3 contro 2, ma il passaggio di Leota è stato un po' troppo veloce e avanzato, non è riuscito a controllarlo Zanatta, c'era libero poi Edoardo Bonafè, ma ancora un errore di trasmissione, un errore di mani di Verona. Sono stati frequenti gli errori di handling antracite, e quindi mischia per Badia.
all'altezza dei 10 metri. Vediamo ancora questo confronto tra i pacchetti di mischia. Ramirez all'introduzione. Buona Verona, ma questa volta c'è stata infatti una irregolarità. Era rimasta bloccata stabile, non è uscito subito l'ovale, allora vediamo, no, Leonardo Fagioli che è partito però senza che l'arbitro se ne avvedesse davanti al punto, si torna indietro. Un 40esimo, forse c'è ancora la possibilità per Verona di giocare questa azione. Avete visto il gesto dell'arbitro prima, un tallonaggio con le mani da parte di Badia per recuperare l'ovale che era rimasto impantanato tra le gambe delle seconde linee. Non è riuscita la seconda spinta a Badia, Ramirez non è riuscito a afferrare l'ovale, una mano allora Galeotta l'ha tirato indietro, se ne è avveduto l'arbitro Meschini. Calcio di punizione per Verona e siamo all'altezza dei 22, proprio sulla linea dell'area difensiva. E quindi il primo tempo che si chiude con Verona in attacco. La superiorità territoriale è di possesso prevalente per Verona in questo primo tempo. Ha difeso molto bene Badia, a volte anche salvando situazioni che sembravano disperate. E quindi il punteggio è ancora totalmente aperto. Pallone che scavalca e quindi diventa un'opportunità offensiva per Badia. Frattini che va fuori naturalmente e l'arbitro comanda alla fine delle ostilità e sentite la musica degli Unidos da Fortesa che allieta gli intervalli delle partite qui al Penny Stadium. Ci risentiamo tra qualche minuto.
Ben ritrovati, cari spettatori del canale YouTube del Verona Rugby, per il secondo tempo qui al Panini Stadium di Verona Rugby e Borsari Badia 1981, valido per la 13ª giornata del campionato di Serie A nazionale di rugby, girone 2. Punteggio del primo tempo che si è concluso sul 13-5 per Verona, 2 mete per i ragazzi di Zenancel e Mauro Mariani, Capitan Zago e Agea Leotta, non trasformate, e un calcio piazzato del mediano d'apertura Pietro Gentili. Nel frattempo è ripreso con questo bel calcio di Frattini. Nadali con qualche fatica riesce a portarlo a terra. Nel frattempo è entrato Simone Soffiato, pallone in qualche modo conservato da Linda Atvala, che però poi lo perde, pallone poi che riparte, l'arbitro lo lascia giocare, poi ferma il gioco. Vediamo che va a chiedere i lumi al proprio assistente. Ah no, anzi, va a redarguire Giovanni Nicker, che in panchina, dicendo: ragazzi, state tranquilli, le vedo anch'io le cose, non c'è bisogno che gridiate. Mischia. Vediamo se sono stati 2 avanti, però. E poi il secondo, e quindi introduzione per il Badia, una mischia interessante, una piattaforma più o meno al centro dei 22 metri, con possibilità di attaccare da ambo i lati per la formazione di Van Nicker e Golfetti, che in primo tempo è andato a segno con il trenatore Stevanin, che ha perfettamente completato un'azione da drive, da rolling maul, da touche ravvicinata. Michelotto lascia il pallone, si inserisce Badocchi della parte aperta del campo, placcato però. Grande azione di Ramirez, che arriva a un niente da linea di meta, poi il pallone che riesce, ma doppio movimento, dice l'arbitro. Davvero uno scatto al fulmicotone del mediano Ramirez, che aveva già salvato un'azione nel primo tempo, era stato bravissimo a salvare un'azione che sembrava premiare Verona con la meta, con l'ala Bonafè, ma Ramirez è riuscito a un recupero strepitoso con un placcaggio a 1 metro dalla linea di meta. E anche adesso avete visto l'accelerazione furibonda sull'assist di Jacopo Badocchi, quando è arrivato in prossimità ha provato a rilanciarsi al di là della linea fatata, ma l'arbitro ha detto doppio movimento, calcio di punizione, Verona si salva. 13-5 il punteggio, quando è appena cominciato questo secondo tempo, che promette di essere estremamente brillante e interessante da queste 2 squadre che lottano per la terza posizione del girone. Badia 26 punti, Verona 23. Soffiato rilancia Verona, veramente un errore, un po' di superficialità, la trasmissione non buona di Gentili e Zanatta, e quindi ne approfitta ora Badia, che prova a riattaccare, trasformato in una sorta di maul avanzante, con tutto il pack a correre, e calcio di punizione alla fine. Verona non ha rilasciato. Aveva vinto bene questa rimessa laterale, forse anche un appoggio al piede, forse avrebbe liberato facilmente. Invece apertura di Gentili ha sorpreso un po' Zanatta, e quindi Verona è stata a difendere e ha commesso un fallo. E ora facilissima la trasformazione per ora, la conversione per Frattini, che è praticamente un calcio di rigore ai mezzi pali, e quindi Badia che potrà riportarsi sotto break al 13-8. Stiamo cercando di vedere se ci siano cambi nelle file biancocelesti, non ci pare che finora Van Nicker che Golfetti. Nel frattempo vanno ad aumentare i punti bianco-blu, biancocelesti, 13-8 dopo 3 minuti abbondanti, e quindi Badia che riparte col piede giusto, si riporta a distanza di break. Invece Verona ha cambiato il metodo di mischia, è uscito il giovane Leonardo Fagioli, è entrato il più esperto Simone Soffiato. I Gentili che ora prova a far ripartire la squadra. Sceglie un drop molto lungo, recuperato dal capitano numero 8 Michelotto, che poi va all'impatto, perde però l'ovale. Buona palla per Bonafè,
che trova il sostegno di Zanatta. Però tenuto senza palla il giocatore ci è sembrato veronese. Vediamo, c'è il giudice di linea cosa decide. Bravissimo Zanatta in questo caso a filarsi la via sull'out sinistro, ha fintato il passaggio, poi invece ha spinto sulle gambe e poi l'altezza dei 5 ha appoggiato all'interno per il Simone Soffiato, che però è stato bloccato senza palla e non ha potuto quindi raggiungere l'ovale, e quindi calcio di punizione per Verona. Vedremo ci sarà qualche altro provvedimento da parte dell'arbitro che sta consultandosi con il proprio assistente. Lungo consulto, vediamo che alla fine viene richiamato il capitano Michelotto. Sta chiamando il mediano Ramirez, ci sembra anche leggermente acciaccato. Stiamo cercando di capire dalla mimica dell'arbitro il messaggio, non ci pare però che abbia preso provvedimenti. Gli ha detto forse l'hai preso senza palla. Ha male spiegazioni l'arbitro. Alla fine mi pare che sia un semplice calcio di punizione per Verona. Sì, il gesto alla fine è abbastanza eloquente, sì. Trattenuto senza palla. Evidentemente non è stata giudicata però così, da azione da meta certa, e quindi calcio di punizione con Verona che ha la possibilità di questo lancio a 5 metri, come alla fine del primo tempo. Vediamo se riesce questa volta ad abbrancare l'ovale il line out veronese. Primo blocco, pallone che viene spostato all'indietro. Verona anche che gioca con un po' di vantaggio. Parte Simone Soffiato, bravissimo ad arrivare, molto bravo Simone Soffiato a vedere un varco nelle file biancocelesti, si è infilato attorno al pacchetto con una corsa diagonale, sono rimaste un po' sorprese le guardie rodigine e ce l'ha fatta Simone Soffiato a capitalizzare questa buona opportunità per Verona, e quindi che risponde subito al piazzato di Frattini con la terza segnatura, con il suo mediano di mischia subentrato Leonardo Fagioli, Simone Soffiato. Al 6° minuto, quindi Verona che si porta sul 18-8 con la trasformazione affidata al numero 10 Pietro Gentili. Cambio nel frattempo, esce Lindra Tvala, autore di una buona partita, ed entra con il numero 18 il pilone Enrico Galanti. Apre bene il collo interno destro Gentili, 2 su 2 per lui, prima il piazzato nel primo tempo e ora questa trasformazione, e Verona che allunga 20-8, terza meta. Ed ecco qui Enrico Galanti con il 18, ventenne pilone di origine romana, prodotto dell'Academy veronese, con qualche già esperienza in nazionale giovanile, che va a prendere il posto di Lindra Tvala come pilone destro. Nel frattempo pronti cambi anche in campo bianco-celeste. Vediamo pronti con il 18 Matteo Scolaro, poi con il 16 Nicola Colombo e con il 20 Luca Callegari. Quindi cambio in prima linea, escono i due piloni Davide Barbuiani e Juan Barbotti, autore di una buona partita, e sono subentrati al loro posto Matteo Scolaro e Nicola Colombo, e poi cambio anche con il numero 20 della linea veloce Luca Callegari, anzi no, forse ancora una terza linea. Stiamo vedendo chi stia uscendo dal campo. Recupero della palla per Verona, patto solido
Bertucco, Mattia Zago, passamano per Giulio Nadali, subito, non usa il piede ancora Verona, poi lo fa con Zanatta, pallone che rimane un po' lì e poi esce in fallo laterale. Mi pare che sia uscita una terza linea in Badia, però non abbiamo visto il numero, vediamo se poi riusciamo a ricostruire. Verona che è uscita da questa azione difensiva con un gioco al piede di Zanatta, in realtà un calcio a mezza via tra una penanda e un calcio di spostamento, pallone che non è stato recuperato da nessuno e rotolato e rimessa laterale per il lancio ora biancoceleste. Vale arpionato, però ci sembra da Parolo che ha rubato molto bene. Passaggio per Galvani che viene afferrato un po' alto, ancora Eugenio Bertucco, Simone Soffiato che va a fare il ripulitore. E poi questo calcio che poteva essere anche profondo, ma rimane invece preda di Frattini, palla che entra nei 22 e quindi deve risalire il campo. Vediamo Cortellazzi, Bonafè e Verona che prova a contrattaccare, ma impatto, veramente bellissimo placcaggio di Matteo Scolaro che conquista anche un calcio di punizione. Ingenuità un po' qui di Verona, anziché usare il piede per liberare ha provato a contrattaccare e si è isolato Edoardo Bonafè. Ottimo però il placcaggio di Matteo Scolaro, davvero, che ha scaraventato a terra l'ala veronese e che ha commesso poi il tenuto, e quindi opportunità adesso per Badia con questa rimessa ravvicinata. 10 minuti di questo secondo tempo, calcio di punizione di Frattini dopo 3 minuti, all'ottavo meta del mediano Soffiato trasformata da Gentili, ma Verona che adesso deve difendersi dalla reazione rodigina con questa touche ravvicinata, ben presa da Geronimo Albertario. Ecco il drive che avanza, Verona che prova a resistere, chiama il tempo l'arbitro ma continua ad avanzare Badia, poi alla fine Ramirez chiama l'ovale, Badia però che avanza con Colombo, finisce a terra, sta giocando con il cuscino del vantaggio Badia, grande ingresso, buon placcaggio questa volta contro Michelotto da parte di Galvani, però Badia che insiste, bussa ancora quando siamo a pochi metri dalla linea di meta, Verona che cerca di resistere, Badia che sta giocando con ancora il vantaggio e prova di forza, allora Albertario a chiudere i suoi chili ed arriva a schiacciare proprio in mezzo ai pali. Costa davvero molto caro questo contrattacco fallito da Verona. Badia che ha giocato molto bene questo calcio di punizione, prima bussando con la mischia, ottenendo il vantaggio, e poi con un'azione di pick and go, decentrando il gioco e sfruttando alla fine la mole della seconda linea. Geronimo Albertario che è andato a schiacciare per la seconda meta rodigina in mezzo ai pali, e quindi sarà molto agevole la conversione di Nicola Frattini, e quindi punteggio che si riporterà probabilmente sul 20-15 a 5 punti di distanza. Cambi che si preparano nel frattempo allora anche per Verona. Trasforma Frattini, quindi 20-15 quando siamo al 12° abbondante. Vediamo i cambi per Verona. Pronti a entrare il numero 19 e il numero 20, Riccardo Velisek e Mario Liut, le due terze linee. Vediamo chi lascerà il posto. Pare che esca Davide Galvani. Dobbiamo una precisazione: è cresciuto nel rugby Mantova questo ragazzo, poi è andato a Rovato, ed esce anche Giulio Nadali, quindi entrano ancora esperienza un po' nelle file con Liut e ancora giovanissima età per Riccardo Velisek. Buon avvitamento di Michelotto,
cercato anche un passaggio acrobatico. Buona azione del capitano bianco-blu Michelotto, che ha sfoderato una corsa dopo il recupero dell'ovale e poi sul rilascio ha azzardato un po' troppo il passaggio acrobatico e l'ovale è andato per terra in avanti, e quindi mischia. Vediamo come andrà questo primo ingaggio di Enrico Galanti, schierato a destra in luogo di Linda Atvala. D'altronde sono cambiati anche i piloni del Badia. Abbiamo questo ingaggio affidato a Simone Soffiato. Siamo proprio sulla linea centrale del campo. L'arbitro non ci vede chiaro. No ragazzi, non va bene così. Garzera a sinistra, Eugenio Bertucco, allenatore, Enrico Galanti da una parte, dall'altra invece in mezzo Stevanin e Colombo Scolaro, a sinistra a destra. Troppo lungo l'attesa e allora via. Ramirez, placcato da Riedo. Ramirez che è un folletto indemoniato che libera l'ovale. Qualche discussione in questo punto d'incontro, si lotta ora con più veemenza. Badia che prova ora a accelerare, Frattini, Zampolli, poi Borin, anzi Taddia. Siamo all'altezza poco fuori dalla linea dei 10. Frattini, intercetto clamoroso di Thomas Parolo, che è impegnato in una corsa con Jacopo Badocchi, se lo porta lontano e arriva incredibilmente alla linea di meta. Grande azione di Thomas Parolo, davvero abbracciato dal capitano Mattia Zago. Una coltellata al fianco di Badia che era proiettato in attacco, aveva la superiorità al largo, ma il passaggio è stato intercettato da Thomas Parolo, che ha allungato la falcata e davvero ha galoppato fino in area di meta, impedendo a Jacopo Badocchi il recupero all'ultimo istante. Vediamo che però l'arbitro sta richiamando qualcosa, sta parlando con Mattia Zago, il capitano. Vabbè, mi pare che si vada a toccare la sostanza della meta, e quindi Verona, che forse in un momento di appannamento riesce a uscire dalla difficoltà con un intercetto. Fa male questa meta forse a Badia, che stava producendo lo sforzo per riagganciare il match, se l'ha portato a 5 punti, una bella segnatura del suo gigante Albertario. Stava ancora attaccando, poi su un pallone mosso con troppa sicurezza si è infilato Parolo con i suoi lunghi tentacoli, ha abbrancato l'ovale e poi ha aperto il compasso filando da metà campo fino in area di meta, e quindi punteggio su 25-15, quarta meta Antracite in attesa della trasformazione, che riesce. Altri 2 punti di Pietro Gentili, davvero molto bravo dalla piazzola finora, ha trasformato le ultime 2 segnature e anche un calcio piazzato, quindi per lui sono 7 i punti di piede e ogni punto qui è prezioso, perché Badia ha dimostrato di saper rimanere agganciato al match. 27-15, nel frattempo cambia ancora con Samuele Destro che entra in campo, il capitano, però poi peccato, era stato molto bravo Albertario, un recupero volante nella contesa aerea con Zago ad anticipare il capitano Antracite, ma il compagno è arrivato in leggero ritardo, l'ovale è scivolato, mischia per Verona. Avete visto come subito le formazioni tendono a rispondere colpo su colpo, appena una segna l'altra si rifà sotto, e rendono veramente vibrante e acceso questo match, che è ancora apertissimo quando ci avviciniamo alla metà della seconda frazione, siamo al 19esimo. Dicevamo un cambio nelle file veronesi, è entrato con il numero 23, 17enne Samuele Destro, nazionale under 18, che ci sembra abbia preso il posto di Marcello Cortellazzi, o forse
di Zanatta forse. Buono il match di Antonio Zanatta, rientro dopo un lunghissimo stop per infortunio, non ha ancora gli 80 minuti nelle gambe, quindi ecco che destro probabilmente è stato spostato a 15 e Marcello Cortellazzi all'ala con Giacomo Ambrosi centro. Badia che avanza, Simone Soffiato che riesce a recuperare l'ovale con qualche fatica, poi lo recupera Liut che spinge sulle gambe, ancora fresco, appena subentrato Simone Soffiato che ora cerca l'assistenza dei compagni. Calcio di punizione, ingresso laterale. Peccato, Verona davvero fa fatica a uscire da queste situazioni di difesa, soprattutto nei punti di incontro. Fallo del pilone a Garziera. Frattini che non va per i pali e va per il bersaglio grosso. Rimessa laterale. D'altronde è stata la mossa vincente per Badia. Finora le due mete sono arrivate tutte e due da rimesse laterali ravvicinate, la prima con un drive chiuso da Stevanini nel primo tempo, la seconda con un pick and go a seguito del drive concretizzato dal Bertrario, e quindi altra ghiottissima opportunità per i biancocelesti per riportarsi sotto nel punteggio. Verona forse potrebbe provare anche a contendere in aria. Non lo fa. Albertario per Lupato, avanza il drive biancoceleste che ci pare ben organizzato, molto ben organizzato. No, il pallone che non va questa volta, rimane corta, riprova a ripartire Badia, Verona in trincea che prova a resistere e ora però c'è un vantaggio per la formazione biancoceleste. Albertario ancora usare i suoi chili e andare al di là per la seconda volta. Davvero micidiale Albertario quando siamo nei 5 metri. Per la seconda volta porta i suoi 198 centimetri, i suoi a occhio 115 kg al di là della linea per questa segnatura che porta di nuovo Badia sotto 27-20. E possibilità di aggiungere 2 punti ora con la conversione di Frattini. Verona un po' come Penelope, fa e disfa. Soprattutto queste uscite è la seconda volta che tentativi di ripresa del gioco nella propria 22 anziché affidarsi al piede portano a calci di punizione che sono costati carissimi a Verona. Centra i pali Frattini, 5 punti, 27-22 quando siamo a 20 minuti alla fine della partita, quindi partita riapertissima e ora pronto a subentrare un altro giocatore. Nel frattempo entra Bautista al posto del Thomas Parola, autore della meta. Ed esce anche Fabio Michelotto ed entra forse, è cambiato male perché non abbiamo segnato il 17 sulla nostra lista gara, potrebbe essere Chimera o Johnny Parolo. E Verona che quindi è chiamato a riallungare perché siamo 27-22, tutto può succedere quando siamo al 23esimo del primo tempo, del secondo tempo, scusate. Vale per Gentili. Ma è partito in anticipo Edoardo Bonafè e quindi si prenderà con una mischia. Il pubblico molto attento alle decisioni arbitrali. Mischia. Vediamo pari del Lupato che si avvia ad agganciarsi con Albertario per andare a spingere in seconda linea. Verona che sembra aver perso un po' di brillantezza in questa ripresa, più solida Badia, che quando si affaccia nei 22 capitalizza.
e ora viene punito il drive perché per una spinta diagonale di Enrico Galanti ha cambiato l'angolo, dice l'arbitro, hai alzato, e quindi Frattini può andare a spostare nella zona difensiva veronese il gioco, rimane un po' corto, ma si avvicina comunque ai 22 metri. Verona che deve stringere i tempi per uscire da questa situazione. Verona che ha costruito molto, tutto nel primo tempo, tante occasioni. Pesano le occasioni non concretizzate, perché adesso il punteggio è strettissimo e Badia è in attacco. Però recupera Verona questa palla, ruba una palla preziosa e avanza Verona, e vediamo che avanza e poi c'è un calcio di punizione. E sceglie di giocare Liut, che spinge sulle gambe, prova a incrociare un passaggio, soffiato, Gentili, passamano per Bonafè, passato per Bonafè che arriva e serve molto bene Ambrosi, una finta e va fino in mezzo ai pali. Davvero Verona però quando muove l'ovale poi trova grandi soluzioni, bellissima azione. C'era un sospetto forse di un passaggio in avanti, ci è sembrato in linea tuttavia. E quindi ha sfruttato ancora una volta la punizione veloce Verona, che soffre certamente le fasi statiche, i drive, i pick and go, ma quando c'è da muovere l'ovale e agire in campo aperto davvero riesce a confezionare azioni pregevoli. Anche qui bellissima azione con Giacomo Ambrosi liberato sull'out sinistra, una finta a disorientare l'ultimo difensore del Badia, il mediano Ramirez, e meta vicino all'H che riporta avanti Verona, che ora è 32-22. Davvero colpo su colpo in questo match apertissimo. Questa è la quinta segnatura veronese. Trasformata ancora da Pietro Gentili, che finora il 100% della piazzola. Quindi 34-22, di nuovo 12 punti di distanza. Nel frattempo cambio ancora nelle file del Badia con, eccolo qua, Johnny Parolo, quindi probabilmente con 17 era entrato Nicolò Chimera. Non sappiamo se è parente di Thomas, veronese. E qua ci dicono essere il fratello, e quindi anche qui non si incontreranno perché Thomas è appena uscito per far spazio a Battista Viero. E vediamo, è uscito Pari De Lupato con il numero 4. Recupero la palla di quello che ha appena segnato la meta, Giacomo Ambrosi. Gentili arma il piede, gli esce un calcio un po' strozzato che rimbalza e diventa pericoloso, poi Frattini si complica un po' la vita. Nel frattempo pare che Stevanin abbia un problema, crampi forse, Albertario. Geronimo va a soccorrere il compagno, poi arriva anche la fisioterapista. Sembrava un calcio così non molto riuscito, un po' appunto strozzato quello di Pietro Gentili, invece si è trasformato in un grabber un po' fastidioso per il recupero di Badia, e forse il pallone è sfuggito al controllo di Nicola Frattini ed è arrivato in rimessa laterale. Vediamo se Stevanin esce, è pronto con il numero 25 Tommaso Marra. In effetti è così, ecco il cambio. Ed ecco Tommaso Marra del 98,
che va a prendere il posto del compagno Stevanin. Hanno dato fondo praticamente alle panchine, ambedue le formazioni. Riedo, Gentili, Liut scagliato tra i centri, placato da Zampolli, poi Gentili che muove per Samuele destro, una buona azione, poi Cortellazzi placato da Soffiato, anzi Soffiato che adesso riprende il gioco, Galanti, buono placcaggio però, calcio di punizione, è soffiato da Ritmo, prova ad attaccare subito Verona, ancora a insistere, soffiato ancora per Galanti che usa i suoi chili per andare all'impatto, poi viene respinto indietro, soffiato che riesce a rilanciare adesso su Gentili, palla molto forte per Liut che evita qualche giocatore, poi la mette a disposizione dietro Gentili, passaggio lungo per Zago, fugge la palla, vale. Peccato, una buona azione per Verona che aveva la superiorità. Passaggio lungo però è sfuggito al controllo di Zago che si scusa con i compagni. E un ultimo cambio nel frattempo per Badia, chiamato a gran voce dai dirigenti biancocelesti. E con il numero 23 è pronto Juan Martín Ramírez. Vediamo al posto di chi entrerà. E poi con il 24 si sta preparando anche Simone Rossetto, quindi Vanicare e Golfetti che hanno messo in campo praticamente tutti gli 8 replacements. No, il 24 deve ancora entrare. E Ramirez che prende il posto del mediano di Leandro Gabriel Ramirez, autore di una eccellente partita, davvero molto bravo il mediano biancoceleste, che esce affaticato. Esce Jacopo Badocchi ed entra appunto Simone Rossetto. Badia che ha questa mischia ora per uscire dalla propria zona difensiva. Verona che avanza e conquista un calcio di punizione. Questa volta Galanti riesce a sfruttare i suoi chili, ma dice Mattia Gozzago prova a partire ancora, l'arbitro dice ragazzi non dovete partire ogni volta finché sono lì. Vediamo come userà questo calcio di punizione. Verona non chiama mischia, va in rimessa laterale. Pronto anche forse l'ultimo cambio per Verona con Riccardo Libreron, giovanissimo allenatore del 2003. Però Zenansen fa prima a disputare questa rimessa laterale, catturata da Riedo. Badia che cerca di spostare la spinta di Verona, Caschetti che volano, Ovale che esce, soffiato, vediamo se allargherà il gioco per Gentili, un grabberetto che finisce, però c'è un avanti, dice l'arbitro, niente, si torna sul punto d'incontro. Era buona l'idea, Leotta si era fiondato su questo grabber diagonale, Zago che direttamente dice andiamo a rimessa laterale. Vediamo se nel frattempo c'è il cambio, no, ancora no. 34-22 quando siamo entrati negli ultimi 10 minuti del secondo tempo. Ci sembra una rimessa laterale a ranghi completi. Colpo di testa, poi pallone che esce. Stacca praticamente da ferma Giacomo Ambrosi, con Leotta che poi alla fine decide di provare a accelerare. Ecco la palla per Galanti che usa ancora i suoi chili per andare al di là. Verona che adesso può giocare con l'abbrivio, un rientro per Leotta, ancora Verona che insiste. Riccardo Velisek che forza il punto d'incontro. Samuele destro che evade dal primo placatore, Verona ai 5 metri. E poi vediamo cosa decide l'arbitro.
c'è un richiamo ufficiale, ha messo la mano sulla partenza il numero 17, che sembra essere in realtà Nicolò Chimera. Cartellino giallo. Sì, ha messo la mano sulla ripartenza, secondo l'arbitro ostacolando una possibile azione di meta, e cambio adesso. Quindi Liberaron, abbraccio tra Eugenio Bertucco, classe 2001, ed entra Riccardo Liberaron, classe 2003, ragazzo dell'Academy veronese, originario di Rovigo, che subito ha tra le mani un ovale pesante per questo lancio ai 5 metri, quando siamo entrati praticamente negli ultimi 5 minuti del match. Presa di Riedo, Liberaron che si trova all'ovale e prova a spingere, Badia che organizza la spinta. Verona che prova a ripartire, arriva vicino vicino, pallone che poi esce, Soffiato che lo controlla, chiama i compagni, manda Liut all'impatto ben placcato, vale dietro, deve ripartire Verona, sta difendendo bene, c'è un varco dalla chiusa, è intelligente il passaggio di Simone Soffiato per Edoardo Bonafè, ci rimane male Matteo Scolaro che stava coprendo il lato cieco. È stato bravo Simone Soffiato con un passaggio teso, preciso per le mani di Edoardo Bonafè, e forse qui Verona riesce a mettere un punto importante su questo match apertissimo e molto bello, giocato a viso aperto dalle due formazioni. Verona che sale a 39 punti con questa meta. In attesa della trasformazione, questa volta molto difficile, molto angolata, affidata a Pietro Gentili. Sesta meta realizzata da Verona. Centra bene i pali, davvero bravo Pietro Gentili. Sembrava indirizzata a sinistra e poi invece si è raddrizzato l'ovale. Molto bene, 41 i punti veronesi, 22 quelli di Badia, che ora ha meno di 5 minuti per provare a rovesciare il match. C'è un cambio nel frattempo, esce Garziera, sfinito il pilone di origine argentina, arrivato da Rovato. Entra un prodotto dell'Academy con il numero 16, Giulio Miolli, classe 2002. Calcio d'inizio corto, Riedo riesce a fermarlo ma non ha bisogno dell'aiuto di Velisek. Soffiato le lunghe leve di Albertario, Verona che se la cava provando poi a usare le gambe di Giacomo Ambrosi e poi ancora le mani, non gioca il 2 contro 1 e va a schiantarsi. E calcio di punizione per Verona che probabilmente partirà ancora veloce. Apre il gioco al largo. Soffiato, Gentili, Simone destro, Leotta che punta e poi accelera, dritto per dritto, Soffiato, Bautista Viero, Gentili, calcio passaggio con corsa e ce la fa a salvarsi con il 23 Juan Martín Ramírez. È stato
interessante anche questo calcio. L'arbitro torna sul punto di partenza dell'azione per un fuorigioco di linea. Quindi Verona che può ancora insistere in attacco quando siamo ormai entrati negli ultimi 2 minuti di tempo regolamentare. E Verona che sceglie di andare per i pali. E nel frattempo qui in tribuna stampa è arrivata la segnalazione del Man of the Match che viene riconosciuto al numero 22 del Verona Rugby, Simone Soffiato, mediano di Mischia, entrato nel secondo tempo, che ha in effetti saputo dare un'impostazione estremamente produttiva a Verona ed è stato oltretutto protagonista di una bella segnatura e anche di 2 assist fondamentali. Pietro Gentili nel frattempo prova ad aggiungere punti con questa punizione. Apre bene, davvero infallibile oggi Pietro Gentili della Piazzola, altri 3 punti, punteggio di Verona che sale a 44, ora sono 22 i punti di vantaggio su Badia, che deve cercare una quarta meta per arrivare a ottenere almeno un punto di bonus. Calcio di Frattini, recupero di Albertario che però rischia di mettere quasi più in difficoltà Badia, ma no, ce la fa poi Ramirez un po' saltellando a recuperare il Vale che però scappa via, però poi c'è un calcio di punizione e quindi Badia che adesso potrà calciare per arrivare nei 22. Ha segnato 3 mete, una nel primo tempo con Stevanini e le 2 con il gigante Albertario nella ripresa, e ora è a caccia della quarta segnatura che potrebbe garantire almeno il punto di bonus per le 4 mete. Ci prova con questo rimessa laterale all'altezza dei 22, non è recuperato, prova ad armare il drive, si lotta, riesce a organizzarsi e poi ancora calcio di punizione per Badia. Verona spesso irregolare nella difesa da questa piattaforma, poi si ostacolano un po', pallone che arriva alla fine viene placcato, Guido Barion è rimasto un po' con la palla in mano, è stato placcato da Esaia Leota, ma si torna sull'azione precedente per la difesa irregolare nel drive e quindi ancora un'opportunità per Badia e questa volta praticamente a 5 metri. Tempo regolamentare scaduto e quindi ultima opportunità per Badia per agganciare il punto difensivo di bonus con la quarta meta. Verona che è avanti di 22 punti, 44-22. Vediamo al lancio Tommaso Marra, questa volta non è davanti, parte un po' in ritardo la difesa veronese, ci pare bene impostato il drive di Badia che riesce ad arrivare in meta. Per la gioia dei sostenitori rodigini. Badia che mal che vada esce con un punto dal campo del Verona e ancora una volta è stata la rimessa laterale ravvicinata, la penalty touche, la chiave che ha scardinato la difesa veronese, questa volta meta di Marco Degan, quindi punteggio che sale a 27 per Badia in attesa della trasformazione di Nicola Frattini, dopo la quale crediamo non ci sia più tempo per continuare a giocare, ma vedremo cosa deciderà l'arbitro Meschini di Milano.
trasformazione angolata per Nicola Frattini, che però dispone di una buona gittata balistica. Leggermente laterale, e finisce qui la partita 44-27, il risultato finale 5-1 i punti per Verona. Davvero una bella partita, con 6 mete per Verona, 4 per Badia. Per Badia hanno segnato il trenatore Stevanin, 2 volte Albertario e poi Marco Degani. Per Verona invece mete di Bonafè, di Leota, di Ambrosi, di Mattia Zago, di Parolo e di Simone Soffiato. E poi i punti di piede di Pietro Gentili. Quindi Verona che interrompe la serie negativa dopo 3 sconfitte, dopo le 3 V negative con Valsugana, Vicenza e Valpolicella, trova il successo con Badia, un successo che fa morale per i ragazzi di Zen Ansel, Mauro Mariani e Greg Sinclair. Badia che ha giocato comunque una buona partita e che porta a casa alla fine un punto di bonus per la quarta meta realizzata proprio allo scadere. Man of the match Simone Soffiato. E da qui dal Payne Center, da Sara Squassabia alle riprese Davide Adami e Andrea Febi alla regia, il nostro saluto, il nostro arrivederci, le prossime puntate del rugby di Serie A. Arrivederci.